Sono un imprenditore, gioco in borsa e al casino, mia figlia si chiama Sharon. Lo abbiamo visto salire sul palco come leader dei Los Matadores o sulla corriera di Ostrega in tour, destinazione Cina e America Latina. Adesso Matteo Guidolin, 35 anni, lo incontriamo in municipio nell'inedita veste di primo cittadino di Riese. Comune è una svolta, dopo le amministrazioni leghiste di Luca Baggio e Gianluigi Contarin si volta pagina. Spesso ci siamo chiesti ma chi ce lo fa fare, però è giusto che le persone si impegnino, che si provi a approfondere il proprio impegno verso l'amministrazione, cercare di mettersela tutta, pur sapendo che il momento è molto difficile e non è che si possano promettere miracoli. Guidolin è alla testa di una nuova impresa, dietro di lui dice una squadra molto motivata. Dopo 20 anni secondo noi c'era bisogno di idee nuove, facce nuove, abbiamo deciso di mettersi in gioco, di impegnarci per una nuova amministrazione. Sapevamo di potercela giocare e non eravamo convinti di farcela al 100%, ci abbiamo messo tutta fino alla fine e siamo stati bravi, come sono stati bravi anche comunque quelli della seconda lista, che è prima il tuo comune, insomma. Eravamo abituati al gioco e allo scherzo, invece Matteo, responsabile dell'export verso l'Asia di un'azienda orafa di Vicenza, si è subito calato nel suo ruolo, anche perché di cose da fare ce ne sono tante. Sicuramente c'è l'approvazione del bilancio che va fatta entro luglio, poi l'approvazione del PAT, che al momento non è ancora stato approvato, e poi diciamo rivedere un po' le opere pubbliche che sono in corso, capire un attimo come portarle avanti, perché c'è un bel impegno di spesa per i prossimi anni.